Cari telespettatori, rieccoci, ricominciamo accompagnati dallo SPI CGIL, anche questa stagione, quest'anno tra virgolette televisivo, scolastico, incomincia sempre con il settembre, un po' come le scuole, e quindi ricominciamo con i nostri partner a darvi dei consigli, dei suggerimenti, degli apporti fondamentali per riuscire a districarvi nel complesso mondo normativo e di tutto quello che deve essere conosciuto per essere richiesto, per cercare di avere delle agevolazioni nelle difficoltà, nelle fragilità della terza età, della pensione, anche perché è una seconda età, non terza, perché in pensione si va che ancora si è dentro la seconda età. Chiedo conferma di questa ai nostri interlocutori. Maria Pistarello, ben ritrovata, segretaria SPI CGIL Vicenza. Buongiorno. Seconda età, vero, con la pensione? Ecco, non terza. Certo, no, assolutamente. Poi arriverà la terza, esatto, con calma. E Ugo Giollo, segretario invece dello SPI CGIL regionale Veneto. Grazie anche a lei. Tutto. Allora, il tema è importantissimo, vero segretario? Perché, un po' perché ci sono delle scadenze acqua alla gola e un po' perché è frutto di tutto un lavoro, di un'attività che voi avete svolto nel tempo. Diciamo, ovvero contributi regionali per la non autosufficienza, il tema della non autosufficienza. Ci dica un po' qualche cosa. sì, il grande tema è appunto quello della non autosufficienza. Noi in realtà da tempo, sia a livello di CGIL sia a livello unitario, stiamo portando avanti, tentando di portare avanti con la Regione delle vertenze e delle piattaforme per dare una risposta ad una condizione che sta diventando sempre più importante nel nostro paese e in Veneto in particolare. Perché? Perché per fortuna la possibilità di rimanere in vita fino a un'età importante continua a crescere e però questo porta con sé anche delle situazioni di non autosufficienza che sono sempre più importanti e che riguardano sempre più una fetta di popolazione notevole. Per cui da tempo stiamo chiedendo interventi strutturali in questo campo. Oggi in realtà ci occuperemo di quello che è un bonus che la Regione del Veneto aveva già messo in campo l'anno scorso, lo ha rimesso in campo quest'anno, il cui termine è il 30 di settembre, quindi ci sono ancora qualche giorno. Qualche giorno per fare domanda. Lo dico subito, è un bonus di 400 euro al mese per 12 mesi. Ma non è poca cosa. È una piccola cosa perché non è strutturale. Tanto è vero che addirittura chi l'ha avuto l'anno scorso non può averlo quest'anno e riguarderà, secondo i nostri conti, qualche migliaio di anziani, che per carità non sono pochi, diciamo 3-4 mila anziani al massimo, ma rispetto a una platea che oramai raggiunge i 300.000 anziani non autosufficienti nel nostro Veneto, quindi siamo al 10% della necessità. Questa è la critica principale che facciamo, e cioè anche in Veneto, così come a livello nazionale, si preferisce affrontare una serie di temi più per bonus che non per iniziative strutturali, che invece noi riteniamo essere indispensabili. Ecco, ma questo perché ci sono dei soldi che non ci sono, che quindi si sa di anno in anno di cosa si disporrà? Beh, quest'anno sono stati messi a disposizione 19 milioni di euro, basti pensare che l'anno scorso i milioni di euro messi a disposizione, se non mi ricordo male, erano 61, quindi siamo a un terzo di quanto stanziato l'anno scorso. Ripeto, questo è un tema assolutamente vero. Quanto viene oggi messo in campo su questo tema è
assolutamente non sufficiente, e poi ne scarica il peso direttamente sulle famiglie, ma poi casomai ne riparliamo. Assolutamente. Ecco, io direi chiedere anche alla regia di mettere in onda la locandina riassuntiva, no? Perché in modo che anche le persone possano visualizzare. Ecco. E passerei un po' la parola a lei, segretaria, per focalizzare i punti fondamentali, poi li sviluppiamo di volta in volta, di quello che intanto riassume la scheda. Certo, intanto la cosa principale da dire è stato prorogato la prima scadenza di questo contributo regionale che prevede il pagamento di 400 euro mensili per 12 mesi agli anziani non autosufficienti di almeno 80 anni di età che vivono all'interno delle proprie famiglie. E sì, indipendentemente anche all'età, purché siano invalidi al 100% e curati a domicilio. E quindi ecco questo, sì, non per anziani non autosufficienti che magari sono in una struttura. No, ecco, il contributo che la Regione Veneto ha riconosciuto lo scorso anno comprendeva anche gli invalidi che erano ricoverati in struttura, quindi nelle case di riposo. Infatti. Quello di quest'anno non lo prevede più, quindi devono essere persone non autosufficienti che sono curate all'interno della propria famiglia, quindi che sono a domicilio, o ci sono anche dei casi particolari, ma eventualmente adesso non scendo nel dettaglio. Poi questo contributo viene dato, intanto si prende a riferimento, non può essere dato a tutti, hanno messo un limite ISEE che però è abbastanza alto, che è l'ISEE sociosanitario, viene richiesto, e il valore deve essere non superiore a 40.000 euro. Mi fermo un attimo esatto. sull'ISEE sociosanitario, esatto. Che cos'è? Perché l'ISEE, chiamiamolo così tra virgolette normale, è quello che prevede di fare un calcolo su quelli che sono i redditi di tutti i componenti della famiglia. Invece quello sanitario considera i redditi del solo avente diritto, quindi della persona in questo caso non autosufficiente, e dell'eventuale coniuge, e basta. Potrebbero queste persone o questa persona potrebbe abitare anche con il figlio, la nuora o altri percettori di reddito, questo non fa cumulo. Quindi quando si va a chiedere l'ISEE al CAF bisogna specificare che si ha bisogno dell'ISEE sociosanitario, questo è importante. E il valore è 40.000 euro, non è basso. Poi c'è la necessità di avere la cosiddetta scheda SVAMA, cioè che abbia almeno 70 punti. E la scheda SVAMA è la valutazione proprio dello stato di infermità della persona. E allora, intanto dico subito alle persone che dovessero pensare di poter fare la domanda, si devono rivolgere all'assistente sociale dell'ULSS. Nei comuni più piccoli può essere utile anche rivolgersi all'assistente sociale del proprio comune. Bisogna fare comunque prestissimo. Quindi perché ci sono dei tempi? Perché l'ULSS poi ha bisogno di tempi proprio per compilare la scheda SVAMA, sempre che il pensionato non ne sia già tutelare, magari perché ha già fatto qualche altra domanda, qualche altra richiesta. E allora, è regionale questo contributo? Questo contributo è regionale, esatto, bisogna fare presto, bisogna andare all'ULSS, l'ULSS provvederà a consegnare anche i documenti. Allora la domanda potrebbe essere fatta anche in via telematica, attraverso le proprie credenziali alla regione, ma chiunque può andare invece all'ULSS. Allora l'ULSS, una volta che ha acquisito la domanda,
se non si è già in possesso della scheda SVAMA, che abbia almeno di questa scheda, che è la valutazione, come dicevo prima, dello stato di gravità, fa partire l'iter per l'acquisizione di questa scheda, che viene fatta, è una valutazione multidimensionale che viene fatta dall'assistente sociale del comune, dal medico di medicina generale e da un infermiere dell'ULSS. Perfetto. Intervento politico. Siete soddisfatti di questo? Perché poi qui dice, fino a quello che non ho capito, sono esclusi i beneficiari che ne hanno già ottenuto nel 2024. Però fino a esaurimento fondi, questa è una cosa che mette un po' di inquietudine, quindi chiedo un po' faccio una domanda politica. Diciamo che è il tema che affrontavamo prima. Nel senso che sono stati stanziati 19 milioni di euro. E solo per questo, no? Per tutto? No, solo per questo. Ok. E che sembrano tanti, ma in realtà, lo dicevo prima, se lo dividiamo per 4.800 euro, che sarebbe il corrispondente di un anno, sono 4.000 persone più o meno. Quindi la Regione in qualche maniera si tutela, ma come aveva fatto anche l'anno scorso, dicendo: guardate, noi lo diamo, ma lo diamo a questo numero di persone. Quindi se ci sono meno di 4.000 domande, alla fine c'è un risparmio per la Regione. Se ce ne sono più di 4.000, la Regione non le eroga a tutti, evidentemente, e questo è un altro dei problemi che abbiamo, perché è vero che è stato prorogato fino al 30 settembre perché scadeva a metà agosto. Sì, e quindi c'erano delle difficoltà anche proprio dal punto di vista della presentazione delle domande e dell'allegare appunto le certificazioni necessarie. Ma è anche altrettanto vero che non abbiamo capito quali saranno i criteri nel caso in cui ci siano più di 4.000 domande. Se sia chi arriva prima. Esatto, se sia un criterio di chi arriva prima, di chi ha la scheda SVAMA più alta, non lo sappiamo esattamente. C'è comunque un limite che è quello di 19 milioni. Quindi a questo punto non c'è la certezza di poterlo ottenere, pur entrando nei requisiti, anche se uno fa presto, però appunto non essendoci già una gerarchia, diciamo, di scelta, il punto di domanda resta. Fino a quando resta questo punto? Cioè quando la persona saprà quando ha diritto, quando la richiesta di questo contributo la fa il patronato e non ci sono deroghe di tempo? Allora, le sedi nostre del sindacato pensionati sono attrezzate per dare risposte rispetto a questo, e quindi possono benissimo aiutare gli utenti nel fare la richiesta. Questa del 30 di settembre è già una proroga, e quindi riteniamo che sia il termine ultimo. Dopodiché torniamo sul ragionamento fatto prima. Si fa questa iniziativa da parte della Regione. Per carità, va bene, nessuno mette in discussione, però non è esattamente la risposta che noi vorremmo, perché oggi come oggi abbiamo le famiglie che nel caso in cui abbiano delle persone non autosufficienti a casa, devono trovare delle soluzioni o al proprio interno, magari facendo in modo che soprattutto le donne rimangano a casa, e quindi con quello che vuol dire dal punto di vista lavorativo, o tramite le cosiddette assistenti familiari, o più comunemente chiamate badanti, che comunque sono un costo notevole, e con servizi sul territorio che sono assolutamente insufficienti, non più in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze di oggi. Ecco, io chiedo questo, sono esclusi, e questa è una cosa importante, dal contributo i beneficiari 2024, quindi quelli che l'anno scorso hanno ottenuto il beneficio sono esclusi.
Di conseguenza potrebbero essere escluse una marea di persone, perché visto che il budget era superiore, che c'è questa cosa qua, magari l'hanno chiesta 90 su 100, ne resta, giusto o no? Secondo le dichiarazioni della Regione dell'inizio di quest'anno, l'anno scorso questo bonus è stato dato a circa 12.000 persone in Veneto. Tante o poche? Beh, sono poche rispetto ai 300.000 che dicevamo prima. Noi riteniamo che molte di queste in realtà fossero già ricoverate nei centri di servizio o nelle RSA o nelle case di riposo, però comunque il dato è che chi l'anno scorso si è visto riconosciuto questo bonus, quest'anno non se lo vede riconosciuto, cioè si fa un'operazione che è un po' una lotteria di Natale più che... Ma più che altro io penso che se uno ha fatto richiesta di questo bonus, magari ne aveva veramente bisogno, penso, e che il bisogno non è che l'anno successivo non c'è, giusto? Quindi questo è un po' un problema, perché... A meno che la persona non sia deceduta è evidente che il a quel punto non problema... non ci sono neanche i presupposti, sì, quindi è un altro discorso. Il problema rimane totalmente inalterato. Allora, interrompiamo un secondo, poi entriamo di nuovo a bomba sulla cosa, abbiamo diverse cosette da spiegarvi. Ricordatevi il termine ultimo, il 30 settembre, le condizioni e tutto, comunque c'è sempre il sito internet dello SPI-CGIL dove potete guardare e chiedere informazioni alle sedi che avete visto anche in sovraimpressione. Pubblicità. Allora, ritorniamo con i nostri ospiti, stiamo parlando appunto del contributo regionale per non autosufficienti. Allora, spieghiamo queste cose qua. Io volevo tornare, un altro messaggio, questa briciola elargita è l'ultima finta regalia di questo governatore, speriamo in un cambiamento. Dipende sempre tutto dai soldi, dalle cose, vabbè. L'altra cosa che sì, non devono essere residenti in casa di riposo, sì, quindi la casa, però ci sono delle eccezioni. Come... Sì, allora no. Mentre lo scorso anno si poteva. Non devono avere comunque la residenza. Chi può fare la domanda, si può fare la domanda per un anziano una persona non autosufficiente che non deve avere la residenza però in una casa di riposo. Perché dopo un tot di tempo la persona porta la residenza. Sì, esatto, perché vuol dire che è una cosa continuativa, certo. Poi se portano la residenza, se la residenza è là, però potrebbe trattarsi anche di una persona non autosufficiente che è in casa di riposo, ma si tratta magari di ricovero temporaneo oppure è in una casa di riposo con la retta privata, perché talvolta, anche qua ricordo che la Regione riconosce il 50% del pagamento della retta quando si va in casa di riposo, lo riconosce come quota di rilievo sanitario. La metà la paga la persona ricoverata e la propria famiglia, l'altra metà, quota di rilievo sanitario, viene coperta dalle regioni, che sono all'incirca 1.500 euro mensili, no? E allora però a un certo momento la Regione termina i fondi per questa quota di rilievo sanitario e può succedere che un anziano viene messo ugualmente in casa di riposo e la retta è totalmente a carico, viene riconosciuta soltanto una piccola parte di questa quota di rilievo sanitario, ma la maggior parte la paga la famiglia, quindi la famiglia non viene chiamata a pagare solo la metà della retta, no, in casa di riposo, ma in questo caso qua si sappia che si può fare questa domanda. Anche se c'è il trasferimento di residenza? No, non c'è mai, non c'è ancora il trasferimento di residenza. Dovesse esserci però la normativa, la delibera della Giunta regionale Veneto proprio mette tra le eccezioni la persona potrebbe essere assistita anche in RSA ma con retta privata, quindi procedere a fare la domanda
male che va, ma la questo è regione importante, la respingerà. Però è importante questo, perché retta privata vuol dire tanti soldi, Sì, per cui questo contributo se la retta è me... all'incirca 3.000 euro al mese, per dire 1.500 sono a carico del ricoverato, gli altri 1.500 è questa quota di rilievo sanitario che però purtroppo non è la regione per ogni ricoverato riconosce una piccolissima quota in attesa che ci siano i fondi necessari a coprire tutte le richieste di quota di rilievo sanitario. Anche qua abbiamo il problema dei fondi che sono purtroppo talvolta e spesso insufficienti. Diciamo che la contestazione che stiamo portando avanti come sindacati dei pensionati e anche sindacati confederali da anni è che il fondo per le cosiddette impegnative di residenzialità è sottostimato, nel senso che la Regione sa in partenza che su 100 anziani che avrebbero questo diritto, quindi non stiamo parlando di anziani non autosufficienti con una scheda SVAMA che prevede un punteggio molto superiore al 70 di cui parlavamo. Su 100 anziani che hanno questa condizione la Regione del Veneto prevede impegnative di residenzialità per 87, quindi in realtà già in partenza fa un'operazione che sa non essere sufficiente per garantire questa quota sanitaria. E su questo voi vi state... Ma su questo da tempo abbiamo le piattaforme che chiedono che venga portato almeno al 100% delle persone, perché non si capisce perché ci debbano essere delle persone non autosufficienti che avrebbero tutti i requisiti per avere il pagamento da parte della Regione della quota sanitaria e questo in realtà non avviene. Anche perché, la diciamo così, la quota sanitaria dovrebbe essere pagata a prescindere dalla Regione. Se la stessa persona fosse ricoverato in una lungodegenza di una ULSS, avrebbe il diritto a avere la quota sanitaria completamente riconosciuta. Allora si è fatta un'operazione nel Veneto negli anni scorsi, ormai diversi anni fa, in cui sostanzialmente si sono chiuse le lungodegenze ospedaliere e quindi si sono trasformate le case di riposo da case di riposo che prima ospitavano sia autosufficienti, sia parzialmente autosufficienti, sia non autosufficienti, a case di riposo che hanno oggi sostanzialmente solo non autosufficienti, quindi sono di fatto delle lungodegenze, che almeno la quota sanitaria sia coperta dalla Regione integralmente. Certo, ma questo avrebbe da pensare che di risulta la persona, un attimo solo, bentornati e grazie per questo servizio di informazione del sindacato pensionati che mio padre 86 anni segue sempre, complimenti. Grazie. La persona che chiede di entrare in casa di riposo, ce ne sono alcune, e che non ha problemi sanitari, ma perché lo fa? Perché è sola, vuole stare tranquilla. Non paga meno allora la retta? No, non credo. No, dipende in quel caso dipende evidentemente da ogni singolo centro di servizio e ogni casa di riposo, perché un altro dei problemi che abbiamo messo nelle nostre piattaforme è quello di rendere omogeneo a livello veneto il livello delle rette, perché basta fare come abbiamo fatto, ormai sono 3-4 anni che lo facciamo ogni anno, verificare le rette casa e riposo per casa e riposo e chiunque si accorge che ci sono differenze notevoli indipendentemente dalla condizione in cui l'anziano entra nella casa di riposo. Assolutamente. Maria Pistorello, allora vediamo un po' la slide delle criticità che l'avete appena spiegata in modo che i telespettatori le vedano chiaramente. Parlavamo di risorse
risorse limitate, d'altra parte sì, come proprio si diceva prima, no, quest'anno sono state messe meno risorse, ma anche la platea è sicuramente minore perché non possono fare la domanda, come proprio dicevamo, le persone che sono residenti in casa di riposo. A questo proposito però voglio ribadire una cosa, questo bando già per il secondo anno, questo contributo, che lo dico perché questa televisione viene vista in tutta Italia, è solo riservato ai residenti nella regione Veneto, per cui non, questo che diciamo oggi non vale per le altre regioni che magari hanno cose analoghe o non hanno proprio nulla, e quindi questo è solo della regione Veneto, non ha avuto quello spazio di pubblicità che meriterebbe, nel senso che la prima scadenza era il 10 agosto, quindi è stato emesso in piena estate e a dire il vero penso che noi come sindacato pensionati, come CGIL, siamo forse tra i pochi ad aver attrezzato tutte quante le nostre sedi con un volantino in cui davamo la notizia che c'era la possibilità di fare la domanda per questo contributo e anche con il richiamo a chi leggeva il volantino di potersi anche avvalere della consulenza dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici che abbiamo in tutto il territorio del Veneto per poter chiedere informazioni maggiori, quelle che insomma cerchiamo anche di dare adesso, e per dare anche un'eventuale domanda, un eventuale aiuto a compilare la domanda, perché io ho aiutato a compilare la domanda. Non è così semplice, così scontato che si sappiano poi dare le risposte giuste nelle caselle giuste. E quindi, quindi stare attenti. La mancanza di pubblicità. Io davvero su questo vorrei più impegno da parte dell'ente pubblico, da parte della regione, in modo che le persone che hanno questi diritti possano accedere a questi benefici. Insomma, poi noi tra l'altro come sindacato siamo in campo con i diritti inespressi, no, sulle pensioni, e qui stiamo parlando di diritti inespressi anche in questo campo, perché se non si fa la domanda non hai alcun beneficio e non puoi ottenere nulla. Quindi mi viene da pensare che nella scorsa edizione il numero non enorme degli aventi diritto che ha fatto domanda, che ha avuto accesso a questo beneficio pur a fronte di una disponibilità economica più grande, gli altri non l'avessero fatto perché non erano a conoscenza. Può essere. Sì, diciamo che questi provvedimenti generalmente vengono pubblicizzati il giorno stesso o il giorno dopo sui giornali tramite una conferenza stampa, e poi però non c'è da parte dell'ente pubblico la sufficiente pubblicità e quindi la sufficiente conoscenza da parte dei cittadini. Volevo solo sottolineare una cosa per chiudere. Noi abbiamo parlato molto di RSA, di case di riposo, di centri di servizio. Teniamo conto che però in Veneto i posti nei centri di servizio sono circa 32.000, se non vado errato. Quindi stiamo parlando del 12-13% delle persone che hanno problemi di non autosufficienza. La stragrande maggioranza, quindi quasi il 90%, continuano a rimanere nella propria abitazione, nella casa, e quindi c'è proprio bisogno anche di interventi sul territorio per dare una risposta concreta a tutte queste situazioni. Infatti, perché quando si è parlato più volte con voi dello spirito della domiciliarità, cioè alla fine diventa una strada obbligata per chi non ha disponibilità economiche, però questo a discapito di chi si deve occupare, fare da caregiver a queste persone, perché e qua si apre il capitolo, come accennava anche lei segretaria, delle donne che lasciano il lavoro e quindi non avranno i contributi sufficienti poi un domani per andare in pensione, o che fanno delle scelte che poi andranno a penalizzarle, tutto sommato. Quindi questa è un'altra problematica. Ci sono sbocchi da questo punto di vista, ci sono aperture, avete avuto dei dialoghi? Allora, per esempio la cosa che diceva lei, la Regione del Veneto non ha ancora a oggi una legge sui caregiver. Erano state presentate 2 proposte di legge in Consiglio regionale, ma nessuna delle 2 è stata approvata, e quindi andremo alle prossime elezioni ancora con questo problema aperto. Ricordo
che anche per quanto riguarda la riforma delle IPAB la stiamo aspettando dal 2000 e quindi è ancora lì, insomma. siamo ancora là. Siamo giunti al termine. Maria Pistarello, grazie del suo apporto. Ricordiamo tutte le sedi, vero, che sono disponibili? Esattamente, anche se mi permette proprio un flash, se pensate di averne diritto, se una persona anziana non autosufficiente al 100%, che abbia un'invalidità al 100%, può fare la domanda, si può fare la domanda purché sia allora curata a domicilio. Mi raccomando, rivolgetevi all'assistente sociale dell'ULS o se non è così accessibile a quella del vostro comune, ma subito. Subito, 30 settembre la scadenza, quindi vuol dire esatto. Oggi. Grazie ancora e grazie naturalmente anche a Ugo Aggiolo del suo contributo allo SPCGL, della collaborazione sempre preziosissima. Rivedete la puntata, vedete il sito dello SPCGL, ci sono tutte le sedi dove chiedere tutte le informazioni. Buon proseguimento.